scelta. Vi dico gli 8 film selezionati, non vi arrabbiate per gli esclusi, sono Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, poi Un povero ricco con Renato Pozzetto, ambientato in una Milano che non c'è più, e quindi il tema dell'identità. Non poteva mancare Braveheart all'appello, non poteva mancare Gran Torino, dove insomma Clint Eastwood interpreta un personaggio che ha più di una perplessità riguardo al tema dell'immigrazione. Non poteva mancare, come ci avete suggerito, 300, la epopea degli Spartani che in pochi si oppongono ai tanti dell'impero persiano. Peraltro lo scontro tra Europa e Medio Oriente più che mai d'attualità. Non poteva mancare Hunger, la storia di Bobby Sands. Non poteva mancare Uomini contro, il film che rilegge la prima guerra mondiale svelandone tutta la sua miseria. E non poteva mancare Il Signore degli Anelli. Tra i grandi esclusi L'Albero degli zoccoli, tra i grandi esclusi Metalmeccanico e Parrucchiera in un turbine di sesso e politica, e tanti altri che la settimana scorsa ci avete segnalato. Ma insomma, come Cannes è un concorso cinematografico spietato per assegnare la Palma d'Oro, anche noi per assegnare la Palma di Ghisa dobbiamo subito fare delle vittime, e ne abbiamo fatte di eccellenti, perché pensare che subito Ermanno Olmi se ne va dalla cinematografia leghista è subito polemica, giusto per così iniziare a parlare. Ma che festival sarebbe senza polemica? Utilizzeremo per questo nostro concorso la consueta formula detta anche della Champions League, o meglio dei mondiali di calcio, ossia scontri diretti che verranno decisi in un senso o nell'altro dal vostro radiovoto. Un radiovoto che si potrà esprimere in 2 modi. Il più semplice dei modi in cui esprimere il radiovoto, quando vi dirò lo scontro diretto tra chi e tra chi, sarà ovviamente l'SMS, e il numero di SMS è questo qui, che adesso vi do con molta calma, così prendete saggiamente nota per partecipare al nostro festival della Palma di Ghisa. 346 64 277 56 346 64 277 56. Vi faccio un esempio: il primo scontro tra pellicole sarà nella categoria comici, quindi Tre uomini e una gamba contro Un povero ricco. Mettiamo che voi volete votare per Tre uomini e una gamba, allora scrivete gamba o qualcosa che assomiglia al 346 64 277 56, qualcosa mi faccia immediatamente capire da che parte va il vostro voto. Oppure, se volete Un povero ricco di Renato Pozzetto, scrivete povero e al 346 64 277 56 io immediatamente capisco dove va a finire il vostro voto. Questo è l'SMS, che vale 1 punto perché è il voto più facile che tutti potete fare e che io devo solo star lì a contare. Vale invece 2 punti quando aprirò le linee per un tempo contingentato, in maniera che neanche a Giochi Senza Frontiere facevano una roba così svizzera. La telefonata in diretta vale 2 punti, ma dovrete avere l'onere in 30 secondi di dire il titolo del film tra i 2 che preferite e anche la motivazione per cui lo preferite. Ovviamente non c'è bisogno di fare chissà quale trattato, valgono anche motivazioni scherzose, ma valgono anche motivazioni immediate. Però è chiaro che valendo 2 punti dovete insomma anche sforzarvi di giustificare il vostro voto. Per intervenire in diretta e votare 02 66 20 35 29. Le linee sono ancora chiuse, le apriremo in maniera teutonica, e ringrazio Roberto Colombo che si tramuta nel giudice di Giochi Senza Frontiere quando facciamo queste follie radiofoniche. 02 66 20 35 29. Dicevo, incominciamo subito con la prima sfida, che è Tre uomini e una gamba da una parte, mentre dall'altra parte c'è Un povero ricco con Renato Pozzetto. Incominciate subito con gli SMS sia da una parte che dall'altra, mentre vi mando uno spezzone dell'uno e dell'altro. Partiamo con il Tre uomini e una gamba, la celeberrima scena del Conte Dracula. Senti un po', Brambilla Fumagalli, da che parti vieni tu, eh? Da un cantone, da qua di Parage. Parage? Come si dice? Parage. Un po' più giù della Santa Polenta, che botto che gu preso. Oh mia bella Madonnina, che botto che gu preso.
Sto qua mi convince proprio poco. Anche a me, anche a me. Facciamoci l'inganno della cadrega. Bravo, Gino. Vai a prendere la cadrega, te intanto io. Sei scaltro come una faina. Bravo. Dottore, lì, Brambilla. Venga, si accomodi pure. Si serva, prenda pure una cadrega. Una cadrega non si rifiuta nessuno. Ragionier Fumagalli, prego, si accomodi. Bella cadreghina. Sì. Prego. Fumagalli, La cadrega. Cadrega. Buona questa cadrega. Ah, la mela sarebbe la cadrega. La cadrega è la sedia. Caro il mio bel ragioniere. Stavi proprio dicendo che è buona stagionatura questa cadrega. Ti fai. E quindi la scena della cadrega per iniziare il nostro Festival della Palma di Ghisa. State mandando gli SMS, non vi posso dire, per non influenzarvi, da che parte sta pendendo la bilancia tra Tre uomini e una gamba e Un povero ricco. Vi ricordo solo il numero 346 642 7756. E adesso andiamo alla scena di Un povero ricco, la scena topica di tutto il film, quella che è entrata nell'immaginario di tantissime persone, generazione per generazione. Non ve la presento neanche, il film è Un povero ricco e questa è la scena. Cosa vuoi? Niente, guardavo. Perché? Non hai mai visto un muratore? No, guardavo la pasta. Uè, guardava la pasta! Hai fame? Sì. Vuoi una forchettata? Sì, grazie. E quindi leghista c'è moltissimo, è difficile spiegare a livello ideologico cosa c'è, però se mi avete capito a intuito ci siamo intesi. Di leghista c'è moltissimo, lui che guarda il muratore e poi quell'umorismo cattivissimo che hanno i Lombardi Doc del vuoi una forchettata, e la forchettata arriva a Renatore Pozzetto. Allora, questi erano i due exempla. Adesso, caro Guido Pancaldi, che sei di là del vetro, caro Joslen, apriamo le linee per minuti 5, anzi facciamo 3 perché sennò non ci caviamo più, perché siamo ai quarti di finale. Per minuti 3, vi raccomando, non più di 30 secondi. Quale film dei due secondo voi è più leghista e perché? 3, 2, 1, apriamo le linee sono aperte da questo momento, mentre stanno arrivando i vostri SMS di cui io prendo nota, e sappiate che non è arbitrario il mio prendere nota, perché Roberto Colombo poi viene e effettivamente fa da notaio e bollerà ogni votazione. Insomma, quale film è più leghista tra Un povero ricco e Tre uomini e una gamba? Avete la possibilità di regalare 2 punti alla vostra pellicola preferita, se siete da questo punto di vista molto convinti. 0266 20 35 29 è uno dei nostri giochi radiofonici che non vogliono essere più di quello che sono, ossia un gioco, ma che in qualche modo servono forse a mettere la pulce nell'orecchio a qualcuno che, insomma, i film non sono solo di sinistra o niente, ci sono anche dei film dove c'è all'interno una buona percentuale di leghismo, e sicuramente, anche se siamo nella categoria comicità e quindi il leghismo arriva o nel punto di vista appunto della battuta oppure dal punto di vista dell'intuizione, Un povero ricco con Renato Pozzetto e dall'altra parte Tre uomini e una gamba, con quel viaggio avventuroso da nord a sud, con quel trio che incarna da un certo punto di vista tutte le contraddizioni che ci sono tra nord e sud Italia, si presta assolutamente. Mentre aspettiamo che qualcuno si esponga nei 3 minuti, ma sono liberi anche di non votare, stanno votando per SMS, sono liberissimi anche di non votare, perché magari uno non si prende la responsabilità di votare da una parte o dall'altra. Abbiamo però il primo che può regalare 2 punti a un film o a un altro. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono una vostra molto leghista. A me è piaciuto molto Tre uomini e una gamba. Grazie mille. Molto. Come mai?
Mi è piaciuto, Va mi benissimo. sono divertita. Ti sei divertita tantissimo, grazie, grazie mille. Prego, Tre uomini e salve. una gamba prende un punto importante, perché ricordo che il punto della telefonata vale 2. Abbiamo ancora un minuto di linee aperte allo 0266 20 35 29 se volete esprimervi con la vostra voce o per l'uno o per l'altro, o per un povero ricco o per tre uomini e una gamba, o se preferite l'SMS. Vedo che siete molto smsosi oggi e la situazione sta pendendo da una parte, ma non vi posso dire qual è. Abbiamo ancora 30 secondi di linee aperte su questo particolare scontro. Vedo che dall'altra parte forse avremo un'altra telefonata, vediamo se arriva sul limite della nostra sirena, e ce l'abbiamo in onda. Pronto? Pronto? Salve. Buongiorno, sono Erminia di Vigevano. Ciao Erminia. Ciao, ascolta, per me è Renato Pozzetto. Grazie mille Erminia, Prego, buona un giornata, voto buona per Padania. Renato Pozzetto, grazie mille Erminia. Ne abbiamo l'ultima, giusto? Sì, pronto? Pronto, sono Najwa da Savona. Ciao Najwa. Renato Pozzetto. Grazie mille Najwa, e chiudiamo il radiovoto, dopo 3 minuti, e la situazione è veramente inequivoca, perché Tre uomini e una gamba riceve a suo sostegno solo la telefonata che abbiamo sentito, mentre Renato Pozzetto, oltre alle 2 telefonate, ha la bellezza di 15 messaggi solo per lui. Tre uomini e una gamba neanche un messaggino, 15 su Renato Pozzetto, che in effetti è assolutamente favorito. Ricordiamo che per qualche strana ragione, sulla quale dovremo indagare con Umberto Eco, con qualcuno che ci capisce, ogni volta che io faccio questi giochi matti, Renato Pozzetto arriva in finale. La mitologia leghista era arrivato in finale Renato Pozzetto. Quando abbiamo fatto l'anti-Sanremo, Va pensiero stupendo, era arrivato in finale Renato Pozzetto. Adesso passa il turno, asfaltando Aldo, Giovanni e Giacomo, nei quarti di finale chi? Renato Pozzetto. E allora, prima di passare all'altro quarto di finale, io l'avevo già preparata perché il pronostico era già scritto, la canzone intelligente di Renato Pozzetto. Passiamo all'altro quarto di finale che si disputa nel nostro pomeriggio. Abbiamo 7 minuti, quindi dobbiamo veramente correre. I 2 film che si
incontrano ad eliminazione diretta nel secondo quarto di finale sono Il Signore degli Anelli per la categoria fantasy e dall'altra parte invece una categoria molto realistica che è Uomini contro, il film di Rosi del 1970 sulla prima guerra mondiale. Io direi di partire tra pochissimi secondi proprio con una clip audio da il film Uomini contro sulla prima guerra mondiale con Gianmaria Volonté. Nel frattempo vi ricordo 346 64 277 56, potete votare se è più leghista Uomini contro oppure Il Signore degli Anelli. Partiamo con Uomini contro, l'audio del momento in cui sono gli stessi austriaci a chiedere agli italiani di smetterla di farsi ammazzare. Basta soldati italiani! Basta! Basta soldato italiano! Non ti fa uccidere così! Tornate indietro! Basta! 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 Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame! E questo era Uomini contro. Se volete votare Uomini contro al 346 642 7756 scrivete Uomini contro, mentre la sfida è diretta contro un altro film, un mega colossal, che è Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli ci sono tanti popoli e quindi è difficile dire che sono tutti leghisti, però secondo me in effetti gli Hobbit un pochino al leghismo si avvicinano e lo lasciamo spiegare proprio a Bilbo Baggins. Dunque, da dove cominciare? Ah sì, riguardo agli Hobbit. Gli Hobbit vivono e coltivano i 4 decumani della contea da centinaia di anni, contenti di ignorare ed essere ignorati dal mondo della gente alta. Dopotutto, poiché la terra di mezzo è piena di innumerevoli strane creature, gli Hobbit devono sembrare di scarsa importanza, non essendo né rinomati come grandi guerrieri, né considerati tra i più saggi. Frodo, c'è qualcuno alla porta? In effetti, alcuni hanno osservato che l'unica vera passione degli Hobbit è il cibo. Un'osservazione ingiusta, visto che abbiamo anche sviluppato un profondo interesse nel preparare la birra e nel fumare l'erba pipa. Ma dove il nostro cuore veramente palpita è la tranquilla, silenziosa, buona terra coltivata, perché tutti gli Hobbit hanno amore per le cose che crescono. Eh sì, senza dubbio agli altri i nostri modi appaiono pittoreschi, ma oggi più che mai sono fermamente convinto che non è una brutta cosa festeggiare una vita semplice. E non vi posso, come sapete, dire nulla, vi dico solo che c'è un grande equilibrio tra gli SMS, continuate a mandarli, ma abbiamo, caro Roberto, 120 secondi prima della pubblicità. Ok, apriamo le linee, 120 secondi a partire da ora per le telefonate. Scegliete tra Uomini contro e Signore degli Anelli qual è più leghista nell'interpretazione che volete. Abbiamo solo 120 secondi di linee aperte perché purtroppo stiamo per andare a sbattere contro la pubblicità, ma vi dico che chi dovesse chiamare lo 0266 20 35 29 rischia di essere determinante in un modo o nell'altro, perché c'è davvero grande equilibrio in una sfida che è difficile poi da mettere davvero diciamo così a confronto, perché sono due film molto diversi e che in qualche modo abbiamo dovuto mettere nello stesso girone, perché altrimenti gli altri abbinamenti sarebbero risultati ancora più falsati, ecco, perché chiaramente il leghismo non è solo in un tipo di film, lo si trova in tanti tipi di film, anche perché lo si trova se lo si vuole trovare. Una telefonata, pronto? Pronto, sono Nagia da Savona, viva la Padania, Uomini contro. Uomini contro, una telefonata che quindi vale 2 per Uomini contro. Grazie mille a Gina da Savona.
Buona giornata. Grazie mille, se volete anche mettere una motivazione velocissima, abbiamo 15 secondi alla chiusura. Tra Uomini contro e Signore degli Anelli l'equilibrio in questo momento è ancora comunque assolutamente aperto a modificazioni sia per SMS che per telefonate. Chiuse le telefonate, sono passati 120, no, non sono ancora passati, scusate, ho fatto io confusione, ce ne sono ancora 40 i secondi. Pronto? È caduta, è stata colpa mia perché l'ho detto chiuse. In realtà ci sono ancora 30 secondi, giusto Roberto? Con 30 secondi e scrutinio immediato riusciamo a dare il vincitore e andare in pubblicità, esatto? Allora 20 secondi alla fine, non stanno arrivando nuovi SMS, meno male perché altrimenti qua io devo farmi spuntare 3 occhi e 2 orecchie di troppo. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Uomini contro. Uomini contro, e con questa direi che contro ogni altra aspettativa, nonostante arrivi un altro Signore degli Anelli, siamo a quota 10 punti per SMS più 2 telefonate, quindi 14 uomini contro soltanto 7 SMS per il Signore degli Anelli. Passa il turno uomini contro, quindi avete preferito un leghismo più, diciamo così, strong e storicamente accertato a, diciamo, voli pindarici di fantasia, perché il leghismo è anche concretezza, come concretamente adesso io sono proprio qui a dirvi pubblicità. Cosa leggi? Mi aggiorno sulle nuove tendenze. Ah, roba da donne. Veramente no. Senti, dal 2020 Londra vuole bandire le auto diesel dalla città per lo smog, capisci? Ottima idea. Anche il sindaco di Parigi